Il comando di polizia locale del Coneglianese ha aderito con 2/3 del personale, gli altri naturalmente si sono dovuti sacrificare perché ricordo che dobbiamo garantire appunto un servizio minimo che è quello di operatività delle pattuglie nei vari quadranti orari. Un'adesione altissima quella allo sciopero nazionale della polizia locale, non solo nel Coneglianese. A Treviso, ad esempio, nel turno mattutino, la percentuale di astensione dal servizio è stata del 70%, cresciuta al 75% nel pomeriggio. Le ragioni dello sciopero sono tante e si basano tutte su una legge di riforma. Ricordo che la nostra legge quadro sulla polizia locale ormai ha 40 anni e quindi è ovvio che i tempi sono mutati e che quindi bisogna anche rivederla. Però le varie proposte che sono depositate in Parlamento sicuramente non sono migliorative e non diciamo, rispecchiano quelle che sono le esigenze della polizia locale moderna. La prima riguarda la tutela sul campo, che al momento non è uguale per tutti. Ci troviamo ormai a svolgere gli stessi compiti e spesso facciamo operazioni unitamente a polizia e carabinieri, anche di ordine pubblico, però le tutele che ci garantiscono non sono le stesse rispetto agli altri colleghi della polizia piuttosto che dei carabinieri o della Guardia di Finanza. Il nostro contratto è simile a quello degli impiegati comunali, quindi rientriamo nella contrattazione collettiva nazionale degli enti locali, per cui noi risentiamo del vincolo della spesa del personale, ecco perché si è ridotto l'organico di 12.000 persone nel tempo, perché non si possono superare, ancorché il comune è virtuoso, determinate limiti di spesa appunto per il personale. Qui credo che in una società come la nostra, sociale e sicurezza, che adesso stanno viaggiando a braccetto, non devono subire queste limitazioni. Si può tagliare in altri ambiti, però sulla sicurezza sicuramente no. E questo è quello che chiedono i cittadini. Non chiediamo qualcosa in più rispetto agli altri, si chiede appunto al governo di accogliere almeno qualche suggerimento che le nostre organizzazioni professionali più rappresentative hanno portato al tavolo delle trattative.